Senza. Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Vacanza sì, vacanza no. Vacanza sì, vacanza no. Questo è il dilemma, è il dilemma che abbiamo noi in questo periodo. Soldi pochi ma buoni. E dove andiamo? Ci spariamo qualche giorno, stacchiamo un attimo. Sì, ma poi lo sai, siamo a fine luglio, ad agosto costa tutto tantissimo. Bel problema. Beh, signori, un saluto da Sammy Varin, un saluto a Simone Regia. Siamo qui per darvi consigli. Per chi può permettersi qualche giorno di vacanza fuori dalle scatole, vi darò qualche luogo sicuramente interessante. Per chi non se lo può permettere, ma una gitarella dalla mattina alla sera dietro casa si può fare certamente, soprattutto dove ci sono cose belle da vedere e da gnam gnam mangiare, perché ormai lo sapete, è tutto magna magna. Oh, prima di tutto mandiamo un saluto a chi fa l'archeologo. Abbiamo intervistato proprio in queste ore due personaggi che stanno facendo un lavoro interessantissimo in Calabria. E visto che qualcuno è in ferie da quelle parti, Castelmonardo, Filadelfia, Vibonese, Calabria. Se siete in zona, pensate a questo sito antichissimo medievale dove si sta lavorando sotto un sole cocente. E noi spezziamo una lancia anche per la cultura, perché come dicevamo prima con questi personaggi, il professor Carlo Citere e Assunta Campi, effettivamente bisogna fare squadra. I luoghi, le città, i paesi d'Italia devono fare più squadra con la storia, visto che siamo uno dei paesi al mondo che ha più storia, che ha più cose da raccontare. Possiamo farlo meglio, ecco, sappiatelo, diciamo così. Chi ci segue invece da sotto casa? Chi ci segue da sotto casa e ha voglia di mangiare qualcosa in compagnia, con una bella compagnia? Beh, salutiamo gli amici di Elena's Farm. Qui siamo a Trovo, in provincia di Pavia, e ogni weekend questi mangiano, bevono, musica dal vivo, pranzo a buffet, pochi euro, per tanto gusto, semplicità e sicuramente tanta fame, ma soprattutto da Elena's Farm, che si trova a Trovo in provincia di Pavia, pochi chilometri da Milano. Prendete l'autostrada Milano-Genova, siete già arrivati. Questa domenica a mezzogiorno ci sono gli animali, perché è una specie di fattoria veramente che vi aspettano. Se avete dei bimbi piccoli è tutto molto divertente, molto carino, ma soprattutto si sta in compagnia, si chiacchiera, si passa una giornata diversa. Questa domenica dalle 12 Elena's Farm a Trovo in provincia di Pavia, ma naturalmente se li contattate tramite internet è un posto bello dove portare quando non si sa cosa fare la famiglia, ed è a un quarto d'ora da Milano centro. Chi invece ci segue dalla provincia di Varese non ha voglia di andare in giro. Questo 24, 25 e 26 luglio a Laveno Mombello in provincia di Varese c'è la Puglia. La Puglia che ti piglia, è la festa pugliese, dove anche Simone mi guarda e dice io ci vado certamente, presso il parcheggio di via Gaggetto, 24, 25 e 26 luglio, ingresso libero, ma naturalmente se mangiate si paga. I migliori street chef con i loro gustosi piatti pugliesi on the road, sia dolci che salati, per accontentare tutti i palati. Una selezione di ottime birre, vini pugliesi, una comoda area tavoli, banchi di prodotti enogastronomici. Vi portate a casa la roba, ho capito, ma soprattutto questo sabato show cooking, presentazione di prodotti tipici, filatura mozzarella, taralli, orecchiette, panzerotti e altro ancora. Ci sono i laboratori di tamburello, le lezioni di pizzica, signori. Beh, ragazzi, se siete in zona, non avete voglia di arrivare fino in Puglia, guarda la foto, Laveno Mombello, parcheggio di via Gaggetto, 24, 25, 26 luglio, la Puglia che ti piglia, senza fare troppa fatica, proprio dietro casa.
Se siete sempre in zona, siamo sempre in provincia di Varese, a Venegono Inferiore, frittura dura. E qui siamo veramente frittura molto dura. La Puglia che ti piglia, la fruttura dura. 31 luglio e 1 agosto presso il parco di Via Menotti a Venegono Inferiore, provincia di Varese, ma chiaramente anche chi ci segue da Milano, dalla Brianza, un giro dalla mattina alla sera lo si fa volentieri. 2 giorni di fritto, musica e divertimento. Specialità rigorosamente fritte, non è che ci sia roba, la casa del fritto. Qualunque cosa si frigge. Va bene. Borgo Cerreto, dove siamo? Siamo in Val Nerina. Ragazzi, la sagra del fungo e della trota del fiume Nera. Dal 12 al 15 agosto a Ferragosto i fuochi d'artificio. Cerreto di Spoleto, Borgo Cerreto di Spoleto è in Umbria, provincia di Perugia. E anche qui, ragazzi miei, non dico di farci una settimana, ma pensare di fare un weekend a queste feste sagre, sicuramente non trovate il mondo, perché sono cose molto locali, conosciutissime, ma a livello territoriale, non pubblicizzate sui grossi e grassi mass media, altrimenti io non ve ne parlerei. Dal 12 al 15 agosto torna la sagra del fungo e della trota del fiume Nera, 4 giornate dedicate ai sapori autentici della Valnerina. Qualche esempio: risotto ai funghi porcini, tagliatellini alla trota, stinco di maiale arrosto, ma soprattutto il mio sogno erotico, funghi fritti. Interrompiamo le trasmissioni pensando ai funghi fritti. E naturalmente tante altre specialità, birra fresca, un'atmosfera di festa da vivere insieme. 15 agosto, gran finale con il tradizionale spettacolo pirotecnico. E allora portate vostra moglie in Umbria, Borgo Cerreto, dal 12 a 15 di agosto, Borgo Cerreto in Val Nerina, la sagra del fungo e della trota del fiume Nera. Se mangiate i funghi fritti, pensate anche a me. Sagra del pesce giovane, perché c'è pesce, ragazzi miei, il pesce giovane. Dove cavolo siamo? Oh, Canegrate, qui siamo nell'Interland di Milano. 24, 25, 26 luglio presso i Giardini Baggina, via Garibaldi 114 a Canegrate, sagra del pesce giovane. Antipasti di pesce misti, cocktail di gamberi, insalata di mare, tagliere di salumi, spaghetti alle vongole, primo della casa, pesce fritto alla griglia, cozze, salamelle, patate fritte, insomma una scusa per stare insieme, ma soprattutto è tutto un magna magna. 24, 25, 26 di luglio, Giardini Baggina, via Garibaldi 114, Canegrate, a 2 passi da Milano. Altro appuntamento in zona, ma senza andare lontano, a Casorate Sempione, si ritorna in provincia di Varese, Pizzoccheri della Valtellina, la tradizione che scalda il cuore, sciat, bresaola, polenta con selvaggina, oh porco cane, casera e grana filanti, burro fuso profumato con aglio, una spolverata di pepe nero, tutto dentro nei pizzoccheri della Valtellina, chiaramente. Ah beh, allora, 31 luglio, 1 e 2 agosto, ingresso libero dalle 18 alla mezzanotte. La Valtellina è a Casorate Sempione Varese, area feste di via Roma numero 100. Ragazzi, ve ne sto dicendo di cosettine carine. Se siete un po' più in là, un po' più in giù, un po' più a sinistra, Pizzighettone Cremona, un'altra cosettina bella bella dove portare magari la vostra fidanzata o la vostra mogliettina, una pericena musicale in navigazione sull'Adda. E chiaramente se paga, Questa domenica,
26 luglio dalle 19, rientro alle ore 21, quindi una cosa veloce, 2 ore speciali con il servizio catering della pasticceria Berselli e la musica di Alessandro Formenti, aperitivo musicale sul fiume a Pizzighettone in provincia di Cremona. Domenica 26 luglio, partenza ore 19, rientro ore 21. Navigazione sull'Adda, musica live, apericena a bordo. Se volete informazioni cercate tutto quanto su internet, una bella idea, se c'è ancora posto certamente per chi ci segue nella diretta del mercoledì, se ci ascoltate domenica alle 12:30 è un po' tardino. Festa del grano. Grano si parla di soldi, chiaramente no, ma siamo a Rapagnano, in provincia di Fermo, nelle Marche. La festa del grano, quando è? 2 agosto, Rapagnano. Ore 17, Santa Messa, ritrovo di trattori e carri. Alle 18, sfilata di trattori e carri allegorici. Alle 20:30, la cena su prenotazione. Cosa si mangia? Importante. Penne all'arrabbiata, arrosto di maiale e patatine, oppure arrosto di maiale e patatine, oppure penne all'arrabbiata e patatine. Vabbè, è molto vario, però se vi piacciono le penne all'arrabbiata ci può stare. Festa del grano a Rapagnano, Fermo, Parco Gentili, 2 agosto, se magna, se bea, se balla e direi che se uno è nelle Marche in quei giorni, anche lì si fa il programmino, oggi vado lì, domani vado là, ti pare? Se siete invece in provincia di Salerno, in Campania, un borgo da favola, Cenerentola. Siamo a Montesano, in provincia di Salerno, centro storico, 1 e 2 agosto. È una roba interessantissima, un borgo da favola tra i vicoli del centro storico. Arriverà Cenerentola, tra piazze, cortili, antiche stradine, luci, musica, artisti e racconti. Vi accompagneranno fino allo spettacolo teatrale Cenerella al Gran Ballo della Mezzanotte. Le note delle street band attraverseranno le strade, burattini, gioco teatro, giocolieri, trampolieri, maghi e artisti di strada trasformeranno ogni angolo in un piccolo palcoscenico. Lungo il percorso troverete anche street art, installazioni, mostre e laboratori. E la favola arriverà anche a tavola con i piatti da favola ispirati alla storia di Cenerentola. Ma attenzione ai rintocchi, a mezzanotte qualcuno dovrà lasciare il ballo, la festa però continuerà per grandi e piccini. 1 e 2 agosto dalle 18:30, centro storica o a Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno. Direi che è puro territorio. Da Salerno a Caserta e al borgo medievale di Riardo, 24, 25 e 26 luglio, la 21ª sagra al borgo. La tradizione della carne salsicciara. La carne salsicciara riardese, preparata secondo la tradizione e accompagnata da un'atmosfera unica tra vicoli, scorci suggestivi e convivialità. Capito mi hai? Questa è roba buona, ragazzi, che non tutti conoscono. 21ª sagra al borgo di Riardo, 24, 25, 26 luglio. È roba assolutamente da cercare, soprattutto se siete in vacanza, magari in quella zona. Il borgo di Riardo si trova in provincia di Caserta, Campania. Torniamo immediatamente al nord per il 25esimo Baccanale d'estate ad Asigliano Vercellese, in provincia di Vercelli, da dopodomani 24 fino al 29 luglio con ingresso libero. Asigliano Vercellese, sto guardando cosa si mangia. Dopodomani piatto della serata sarà risotto ai funghi porcini e stinco con patatine, ok? Siamo ad Asigliano
Vercellese, asiliano.it per trovare tutte le informazioni. Sabato 25 il piatto della serata è risotto con tuma e cipolle caramellate, ma anche le cozze alla tarantina. Domenica 26 luglio paella per tutti quanti. Lunedì 27 risotto cremoso con piselli, taleggio e pancetta. Dio mio, non ce la faccio. Il fegato alla veneziana. E poi mercoledì 29 luglio risotto Castelmagno al profumo di tartufo, linguine allo scoglio. Beh ragazzi, cioè prendete la macchina, ci fate un giro da venerdì 24 luglio fino a mercoledì 29 luglio, 25esima sagra del Baccanale d'estate asiliano vercellese, Vercelli, Piemonte. Aug, mi è venuta una fame della miseria. Simone, ci andiamo a mangiare qualcosa. Grazie a tutti voi per il gentile ascolto. Perdonatemi, interrompo le trasmissioni. A domani. Avete ascoltato È tutto magna magna,